Consentire alle persone cieche e ipovedenti di apprezzare le pagine di Grazia Deledda, in particolare il libro di novelle Chiaroscuro, un'opera che dà il nome al progetto Chiaroscuro Grazia Deledda in Esalettura, ideato e realizzato da un partenariato che vede come capofila la sezione di Nuoro dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Iniziativa che si inquadra negli eventi tesi a celebrare i 90 anni del conferimento del premio Nobel per la letteratura alla scrittrice nuorese e l'80° anniversario della morte, è stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata in municipio. All'incontro sono intervenuti il sindaco Andrea Soddu, Pietro Manca, presidente della sezione di Nuoro dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e Nicola Stilla, presidente del club italiano del Braille. Il progetto vede la collaborazione dei comuni di Nuoro, Galtellì, Bitti, Osida, Posada e Budoni e il contributo della Fondazione di Sardegna. La casa editrice Lisso, in collaborazione con l'Unione Ciechi, sta realizzando la versione del libro Chiaroscuro. Quest'opera sarà presentata in 12 differenti appuntamenti che toccheranno i comuni interessati e il carcere nuorese di Badecarros. L'Arcaus Film e la Creativa Media cureranno invece le riprese, i file audio e il sito internet della manifestazione. Il primo appuntamento è in programma nel carcere nuorese. L'iniziativa prevede che vengano lette 2 novelle del libro Chiaroscuro, una da una persona cieca, da un'edizione in braille del libro, la seconda da un cittadino direttamente dal libro scritto con i comuni caratteri di stampa. Questa scelta, hanno sottolineato gli organizzatori, permetterà di dimostrare che nonostante le tante difficoltà sociali non esiste differenza nella fruizione di uno strumento culturale tra chi vede e può leggere un libro e chi invece è cieco ed ha bisogno del braille per potersi avvicinare alla cultura. I 2 lettori saranno anche ripresi da una telecamera ed affiancati da una lettrice in LIS, lingua italiana dei segni. Questo renderà fruibile la novella anche alle persone sorde. Chiaroscuro della Deledda sarà il primo libro disponibile in Esalettura, libro normale in caratteri nero, formato in braille, formato video, ebook in formato PDF, file audio formato audio DESI. Il display drive collegato al